Il Palazzetto dello Sport di Solesino, in provincia di Padova, è la sede designata per quelle che sono le ultime finali regionali giovanili della stagione 2012-2013. Dopo un mese di maggio ricchissimo di sfide, infatti, rimangono da assegnare i titoli maschile e femminile della categoria più giovane, l'Under 13. Volley Treviso, Auxilium Volley Schio, Volley Clodia e New Volley Comitense sono le 4 squadre arrivate all'atto conclusivo, passando attraverso le semifinali disputate appena il giorno prima. Come al solito, ad aprire il programma è la finale maschile, che vede appunto di fronte Treviso e Schio, in una rivincita della finale regionale Under 15 disputata appena un paio di settimane prima. Da una parte i trevigiani, dopo i successi della stessa Under 15 e dell'Under 17, puntano a fare tris dopo aver eliminato in semifinale il forte Bassano Volley. Dall'altra invece Schio è reduce dal bel successo centrato in trasferta sulla Pallavolo Padova, che si avvicina al match con buone ambizioni. Per entrambe l'obiettivo è centrare un successo che spalancherebbe le porte del torneo interregionale in programma a Conegliano il 23 giugno 2013. Le prime fasi di gara sono caratterizzate da grande equilibrio, con entrambe le squadre capaci da subito di esprimersi su buoni livelli di gioco. Carfora pare il più efficace nell'attacco di Treviso, ma dall'altra parte Capitan Migliorin si carica subito sulle spalle i suoi, favorendo il primo lungo scledense. Con un break di 7-0, la Volley scava il primo vero solco, salendo sul 16-8. Qui arriva la risposta dei trevigiani, che alzano l'intensità a muro e in un batter d'occhio si riportano a -3. Quando i tempi sembrano maturi per il riaggancio, però, Schio innesta nuovamente le marce alte e cambia passo. Stavolta i ragazzi di coach Tosatto non riescono a reggere l'onda d'urto e il primo set prende la strada dei vicentini. È Turcato dal centro a mettere a terra il pallone del 25-17 che manda le squadre al primo riposo sull'1-0 Schio. Al rientro in campo l'equilibrio torna protagonista e si prosegue con vantaggi minimi fino alla doppia cifra. Ancora una volta è Schio a fare corsa di testa e quando anche dai 9 metri i ragazzi di coach Battilotti iniziano a far male, come in occasione dell'ace di Turcato, il vantaggio comincia ad assumere dimensioni importanti sul 14-8.
Come nel primo set, la reazione trevigiana non si fa attendere. Punto su punto Fiamengo e compagni sono bravi a ridurre il gap, fino a riportarsi a -2 sul 23-21. Nei momenti di difficoltà, Migliorin sale in cattedra. Il capitano dei vicentini firma il 24-21 e poi con il mani fuori del 25-22 manda in archivio anche il secondo parziale. È l'ultima chiamata per Treviso, sotto 2-0 e spalle al muro. L'avvio di set però non è incoraggiante, infatti ancora Migliorin si conferma terminale offensivo implacabile in una squadra che fa comunque della gran difesa la propria arma migliore. Schio ci mette poco a volare via e sul 14-3 i tifosi vicentini iniziano già a pregustare il prestigioso successo. Dopo gli sforzi della semifinale del giorno prima, Treviso non ha più le energie per opporsi agli avversari e finisce per dare via libera alla fuga. Con 2 muri consecutivi, Capitan Migliorin regala ai suoi il primo match point e poi lo trasforma subito. Finisce 25-8, la Volley Schio è campione del Veneto nella categoria Under 13. Allora, sinceramente se devo dire dall'inizio dell'anno non ci avrei mai creduto di arrivare qui, però dopo gennaio, precisamente il 5 gennaio, siamo andati a fare un torneo a Riva del Garda, un bellissimo torneo Under 13, siamo andati là per partecipare, solo appunto per partecipare, invece partita dopo partita abbiamo vinto le fasi eliminatorie, le semifinali e poi siamo riusciti anche a vincere la finale. Secondo me la svolta della stagione è stato proprio questo torneo, i ragazzi hanno iniziato a crederci, quindi hanno iniziato a vincere e sinceramente non ci siamo più fermati e quindi oggi grandissima soddisfazione. Oggi penso abbia fatto la differenza sicuramente la squadra, anche se la nostra squadra è molto influenzata da un nostro grande giocatore che comunque è il capitano, ma devo dire che anche tutti quanti hanno dato il loro contributo per la partita, compresi quelli della panchina che hanno sempre incitato per tutto il campionato, anche se qualche volta magari sono stati in panchina e non li ho fatti giocare, ma devo dire che loro sono sempre stati partecipi e quindi devo fare i complimenti anche a loro. Noi li alleniamo, cerchiamo di tirare fuori da loro il meglio che c'è. L'unica cosa fondamentale e importante, che è la caratteristica principale per diventare non solo un giocatore di pallavolo, ma è l'umiltà. Se loro manterranno un'umiltà, sempre darsi una mano quando c'è la partita, aiutarsi e tutto, secondo me potranno raggiungere dei bei traguardi. No, beh, da parte mia non c'è delusione, anzi essere arrivati ogni anno, arrivare in finale è sempre una grande soddisfazione, soprattutto vedendo i ragazzi come sono partiti a inizio anno. 3 quarti sono nuovi, hanno cominciato a settembre, quindi essere qui è un gran successo. Poi le finali vanno, si sa, è una partita secca e loro comunque hanno giocato meglio di noi. Ieri avevamo fatto un'ottima partita in semifinale contro Bassano e secondo me eravamo un po' stanchi più che fisicamente a livello nervoso e quindi ho preferito mettere dentro gente fresca che aveva voglia
di farsi vedere soprattutto per il prossimo anno con dei buoni centimetri, e spero che questo gli sia stato utile come insegnamento per il prossimo anno, avere un po' di più grinta e cattiveria per ottenere un risultato che speriamo magari arrivi. Innanzitutto è un gruppo che ha voglia, quindi ha voglia di fare, ha fame. Oggi è andata male, ma io spero che prima o dopo arrivi una soddisfazione soprattutto per loro. Beh, arriva un po' a sorpresa, però diciamo che ce la potevamo fare e abbiamo dimostrato che ce l'abbiamo fatta. Sì, dai, è una delle mie migliori partite e quindi sono veramente contento di me e di tutta la squadra che mi ha aiutato. Diciamo che siamo contenti proprio, quindi proprio felici. Arrivare fin qua era un sogno. Cioè, loro erano più forti dal punto di vista tecnico, cioè, d'altronde noi abbiamo iniziato praticamente quasi tutta la squadra quest'anno, quindi non siamo stati capaci a fronteggiarli e a fermare il loro attacco, e secondo me è stato giusto così perché erano più forti. C'è grande rimpianto perché comunque è una finale regionale, però è giusto così. La stagione è stata secondo me abbastanza un successo perché a inizio anno, come ho detto, praticamente nessuno sapeva fare un palleggio, un bagger, quindi anche grazie al nostro allenatore siamo migliorati e siamo arrivati a una finale comunque regionale, quindi è un buon punto guardando da dove siamo partiti a inizio anno. Archiviato il bel successo scledense, tocca alle ragazze farsi valere per portare a casa l'ambito titolo regionale. Di fronte non ci sono le solite squadre che hanno monopolizzato le finali giovanili di questa stagione, ma si tratta comunque di due formazioni che non sono arrivate a questa partita per caso. La CT New Volley Comitense, dopo una stagione praticamente impeccabile, ha eliminato in semifinale il Volley Sandonà, società che si era portata a casa i titoli regionali Under 14, Under 16 e Under 18. E forse questo è il miglior biglietto da visita con cui presentarsi all'appuntamento più atteso per la formazione padovana. Sono pronte a giocarsi il tutto per tutto anche le ragazze del Volley Clodia, che dopo aver superato in casa l'Abba Valli Azzurra nella semifinale del sabato, tentano l'assalto al trono del Veneto con la voglia di dare il massimo dal primo all'ultimo minuto e non lasciare nulla di intentato. Sin dai primi scambi emerge in maniera chiara la volontà di entrambe le squadre di non lasciar cadere a terra alcun pallone. L'allenatore del Clodia è costretto a rinunciare al capitano Vittoria Vianello, infortunatasi il giorno prima nel corso della semifinale, ma le sue ragazze provano a non farne sentire la mancanza. È della Comitense però il primo break, con il 14-9 conquistato al termine di un lungo e combattuto scambio. Bergamin è trascinatrice delle padovane, che non si concedono distrazioni e allungano ancora, fino a toccare il più 9 sul 22-13. Le veneziane hanno un ultimo sussulto, ma lo scarto è troppo ampio per pensare di recuperarlo. È con l'attacco dal centro di Berti che la Comitense fissa il punteggio sul 25-17 e si conquista il primo punto della sfida.
In avvio di secondo set, nuovamente le patavine sono protagoniste con un immediato parziale che porta il tabellone sul 5-1. Il timeout è utile a fermare l'emorragia e a rilanciare l'attacco del Clodia. L'inerzia però è ancora in mano alle avversarie, brave a farsi sentire anche a muro e a portarsi sul 14-6. È sempre Bergamin la giocatrice più pericolosa in campo. Le ragazze di coach veronese ci provano ma non riescono a limitarla e la comitense vola via sul più 10. Spinte dal loro caloroso pubblico, Ballan e i compagni hanno 11 palle set a disposizione per chiudere e gliene bastano 2. È l'attacco out di Doria a siglare il 25-14 che significa 2-0. Come per la finale maschile, la gara pare fortemente indirizzata. Il Clodia però non ha alcuna intenzione di arrendersi, lo dimostra il 4-1 con cui si apre il terzo set. Le ragazze di coach Dengo si rimettono presto in carreggiata e la partita prosegue in equilibrio fino al 9-9. Al primo segnale di calo delle veneziane, la comitense non si fa pregare e infila un fulmineo parziale di 6-0. Ma non è ancora tutta discesa, perché dall'altra parte le gialloblu dimostrano di avere un grande cuore e continuano a combattere su ogni pallone, rientrando fino al -2. Ma anche stavolta le padovane ne hanno di più e inesorabilmente allungano le mani su set e partita. Al terzo match point è l'attacco di Mason a siglare il 25-20 che pone la parola fine alla contesa e laurea la comitense campionessa under 13 del Veneto. Come dicevo prima, io personalmente come allenatrice sono 9 anni che lavoro per cercare di far crescere bene queste ragazze e penso che i risultati mi diano comunque ragione, perché vincere una finale regionale vuol dire che sotto c'è un lavoro. Non faccio mai programmi a inizio stagione, alle ragazze dico sempre cerchiamo di crescere bene, di fare il nostro meglio, poi i risultati comunque arrivano da soli. Le capacità ci sono, tra l'altro come abbiamo visto al terzo set ho messo dentro anche la ragazzina che è un 2002, quindi le capacità delle ragazze ci sono, poi dipende sempre da loro cosa vogliono fare del proprio futuro. Gran merito alla squadra padovana della comitense che ci ha messo in difficoltà fin dall'inizio con gli attacchi al centro. Rimane un rammarico di non aver recuperato il capitano, ma al di là di vincere o perdere, perché si meritava di giocare in questa finale, perché è stata grande protagonista di questa stagione.
però una gara persa non va a rendere negativa una stagione fantastica, dove su 30 e oltre gare abbiamo avuto solo 2 sconfitte, un'esperienza eccezionale di queste ragazzine che ci ha portato così a una finale regionale che rimarrà comunque un ricordo bellissimo per loro e per la società, che quest'anno con la fusione di tutte le realtà di Chioggia ha cominciato a dare i suoi frutti già dai piccolini, quindi chissà che sia di buon auspicio per il proseguo. Non so dove potranno arrivare, diciamo, a livello di categoria, però è una squadra di carattere, una squadra che gli piace giocare a pallavolo perché è sempre presente, si impegna, dà sempre il massimo, quindi credo riusciranno ad esprimere il massimo delle loro potenzialità, che vedremo in futuro quali saranno, indipendentemente poi dalla categoria che si andrà a giocare. Ce l'abbiamo messa tutta per arrivare fino a qua e si è visto il risultato dei sogni, di tutti i desideri che abbiamo avuto. Siamo riuscite perché tutti insieme abbiamo dato ognuno un po' del proprio e ce l'abbiamo fatta ad ottenere il risultato. C'è sempre un grande pubblico per noi che ci sostiene. Sì, purtroppo non abbiamo potuto vincerla, però come ha già detto il mio allenatore io ho avuto un infortunio sfortunatamente il giorno prima, cioè ieri, e la gara è andata come è andata, la committense era molto brava. Abbiamo vinto contro il San Donà che è in finale provinciale, deve essere anche una bella soddisfazione per noi perché noi andiamo tutti i giorni a combattere il San Donà. Rimane solo la fase delle premiazioni, con il neo sindaco di Solesino Roberto Beggiato a fare gli onori di casa.